La Sicilia è tra le regioni con una bassa probabilità di aumento di trasmissione e un basso impatto sui servizi assistenziali e presenta un'incidenza settimanale bassa. Lo riferisce il Ministero concernente il comportamento e la diffusione in questa fase di post-lockdown, in particolare ciò che è stato monitorato attraverso 21 indicatori, evidenziando la capacità di reazione alla riapertura con il valore RT sotto osservazione. Quindi in Sicilia si registra un'incidenza settimanale di casi bassa, un trend in discesa e l'indice di contagio è pari allo 0,54. L'indice RT calcola il numero medio di infezioni secondarie prodotto da un singolo infetto in relazione al contesto epidemiologico, diverso dallo R0 che invece non tiene conto del contesto ma considera teoricamente tutta la popolazione suscettibile. Il report verrà fornito settimanalmente dal Ministero che attraverso i dati fatti pervenire dalle singole regioni deciderà il da farsi su ciò che è stato permesso e sulle riaperture o chiusure delle stesse. Come annunciato dallo stesso Premier Giuseppe Conte, nella conferenza di sabato sera il governo potrà decidere di chiudere e circoscrivere determinate zone qualora la curva dei contagi dovesse risalire a dismisura. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione, quale l'igiene individuale e il distanziamento fisico. Attualmente le tre osservate speciali con rischio moderate sono Molise, Umbria e Lombardia, dove la situazione rimane in evoluzione fluida per la presenza di focolai di trasmissione da monitorare con attenzione. Proprio in Lombardia in questi ultimi giorni l'indice di contagio è calato e ciò fa ben sperare. Infatti si assiste ad una riduzione di segnale di sovraccarico dei servizi sanitari, ma rimane elevato il numero di nuovi casi segnalati ogni settimana, seppur in diminuzione.